Palaflorio di Bari, ultima giornata della fase a gironi. Cari amici, bentornati alla Futsal Women's European Champions e un saluto da Silvia Vinditti. Tempo di verdetti non soltanto per il Münster e poi il record che si sfieranno alle 17 in punto, ma anche per Bitonto e Os Lusitanos, opposti alle 20 e con 3 punti a testa in classifica nel raggruppamento 1. Per quanto riguarda il Münster, le tedesche non c'è possibilità di arrivare prime nel raggruppamento, mentre il testa a testa sarà in pratica tra il TFSE e il record. Il record per qualificarsi deve vincere con 3 reti di scarto almeno, mentre il Münster, pur vincendo, al massimo andrebbe a 3, arriverebbe secondo. L'unica certa della posizione fino a questo momento è il Nantes, la squadra francese, che è quinta in classifica, mentre iniziano a scambiarsi i saluti le squadre. Andiamo quindi a leggere le formazioni di quest'oggi. Per quanto riguarda il record abbiamo con il numero 1 Alicia Bzoska, numero 3 Anna Uras, 5 Victoria Boitogne, 8 Alexandra Kaim, 10 Maya Fall, 11 Anna Sidorenko, 14 Oksana Shevchuk, 16 Isabella Trac, 18 Maya Rembish, 48 Natalia Majewska, 91 Carolina Cish e il 96 Alexandra Lizogne. Allenatore è Jakub Pieka, che prende il posto di Samuel Jania. Dall'altra parte il Münster, ora inquadrato, la squadra tedesca, l'ultima che si è aggregata a questa competizione, con il numero 1 Katrin Klimas, numero 7 Sara Auling, poi c'è Timan, Sandra Blanche, numero 6 Schulte, il capitano, 8 Lengastoff, 9 Jabes, 10 Mark Fort, 14 Kufort, 17 Steine Blanche, il 20 Mac, 21 Kesse, 22 Ruzmiarek, allenatore Olering. Tra poco inizierà la prima partita dell'ultima giornata di qualificazioni. Gli arbitri sono Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta, poi Alessandro Boccuzzi di Bari, al crono c'è Nicolò De Nicolo di Molfetta. Andiamo a vedere tra pochissimo i quintetti che inizieranno la gara. Pettorine indossate da chi è in panchina, dall'altra parte si scaldano le giocatrici che daranno il calcio d'inizio alla partita. Il primo tocco sarà della squadra polacca, il record. Ultimi dettagli da sistemare, un'occhiata anche al cronometro, stanno facendo tutte le verifiche del caso. Ultimo check tra gli arbitri, dando un'occhiata anche all'orologio, forse bisogna perdere ancora qualche minutino. Nel frattempo vi ricordo l'andamento fino a questo momento, con il TFSE che ha pareggiato con il record, il Bitonto che ha vinto con il Nantes alla prima, poi Os Lusitanos contro Nantes 5-1, a seguire Münster TFSE, prima vittoria della squadra ungherese 3-1. Tutto pronto davvero per iniziare. Allora Maya Fall sul pallone, calcio d'inizio in questo momento. Boitogne all'indietro, Uras gestisce il pallone insieme a Shevchuk, una delle più osservate e richieste in questo inizio di competizione. Recupera subito il capitano Schulte, che viene affiancata anche da Kesse e poi Auling. Occhio a questo portiere che ieri ha fatto benissimo. Intanto il pallone in mezzo allontanato, Shevchuk, la conclusione su Schulte, recupera ancora Shevchuk, che vi ricordo ha appena 16 anni. La puntata di Uras e il gol sotto il 7, la numero 3 dopo 24 secondi. Il vantaggio della formazione del record, annotiamo sui nostri taccuini il gol bellissimo da parte di Uras. Anna Uras, una delle giocatrici più utilizzate per quanto riguarda il minutaggio, si è sbloccata subito la partita. Schulte per Kesse, allarga ancora il gioco, cercato il capitano, pallone in mezzo quasi alla cieca, recuperato da Boitogne. Uras, Lengastoff, ancora Schulte in avanti,
arriva per prima sul pallone, fallo, forse con un fallo, sì, viene fischiato in questo momento. Al cambio subito 4 giocatrici dopo appena 51 secondi. Forse non è soddisfatto Ollering su questo calcio di punizione, effettua ben 4 cambi e lascia soltanto Howling. Sul pallone Boitogne e fall. Parte proprio la numero 10, la conclusione, la puntata è respinta immediatamente e allora Rozmiarek che va a cercare il pallone, Shevchuk a sinistra, la controlla la numero 4 del Münster che è Thiemann e ora la rimessa ancora della squadra tedesca con Markfort. Scambia con Kufort, anticipo da parte di Shevchuk, prova a girarsi Markfort, trova però il disturbo di Oksana Shevchuk. Uras va da sola, chiusa però bene da Markfort. Ancora Shevchuk sul pallone, indietro per Uras che ha sbloccato il match dopo pochissimi secondi di gioco. Anticipo in difesa da parte di Jabes. Shevchuk dalla stessa posizione di prima, altra rimessa per Boitogne, prolungato il pallone per Shevchuk, in anticipo però c'è ancora Markfort, rimessa per Howling, pallone tra le mani, già scaricato per Jabes, a destra ancora da Markfort, in avanti a cercare il pallone di ritorno per Jabes, con la testa Boitogne ferma l'azione offensiva del Münster che ora può battere un'altra rimessa dalla sinistra. Trascorsi 1 minuto e 36, Jabes scambia ancora subito la pressione di Uras, vuole dominare il girone, il record, è entrato in campo con un piglio deciso e sta facendo le spese fino a questo momento il Münster che non ha praticamente oltrepassato la metà campo. Kufort per Jabes, centrale ancora per il movimento di Markfort, prova a girarsi, trova però l'opposizione di Shevchuk, mentre entra in campo anche Cish al posto di Uras. Si riposa l'autrice della rete che decide fino a questo momento. Anticipo di Jabes, la conclusione con il mancino, la risposta sicura, non era affatto facile. Inquadrata la numero 48, Natalia Majewska. Markfort lascia per Jabes, si avvicina anche Howling, qualcosa di incomprensibile questa volta da parte di Jabes che ha calciato direttamente verso la porta, anche esterno, direttamente dal fallo laterale. Majewska rimette in gioco 2 minuti trascorsi, in avanti il pallone, anticipo da parte di Jabes, lascia scorrere Shevchuk, si risistema il Münster e a differenza dell'atteggiamento scelto da ieri adesso va in pressione dal primo minuto su con Rozmiarek e poi con Markfort, pallone per Majewska, lo porta in avanti, va a cercare poi Shevchuk, pressione di Rozmiarek che la costringe all'errore. Markfort rimessa, rimane in pressione soltanto fall. Jabes gira bene per il movimento di Kufort che non riesce però nel dribbling sulla fascia. 2-16 inquadrata Kufort. Altro cambio, entra Sidorenko al posto di Shevchuk. Rimessa in gioco per Cish. Majewska ancora a cercare Cish in mezzo, anticipo buono, ora il pallone per Markfort sulla destra. Jabes prova la puntata, sta ancora prendendo la mira però la giocatrice, mentre fall deve inseguire il pallone lanciato da Majewska con troppa forza, molto più preciso di quanto abbiamo visto in questa circostanza il portiere delle polacche. Altri cambi per mister Ollering, rientra Kesse che era nel quintetto iniziale, pallone per Schulte che ieri ha avuto un bel da fare con Gabriella Cota che alla fine l'ha spuntata con 2 reti, sua la prima rete della competizione da parte delle ungheresi. Kesse
inseguita da Kaim. Recupera il pallone Cish, ma solo per un attimo perché la rimessa è ancora del Münster. Il palleggio di Kesse che ora deve rimettere in gioco. Schulte, taglio centrale, chiama il pallone Lengerstoff, ma era coperta dalla chiusura di Cish e allora Majesca scappa in avanti proprio Cish insieme a Kaim. Sidorenko riceve a sinistra, prova a saltare Kesse in velocità. Sidorenko in mezzo, l'anticipo di Schulte che ora con calma riparte da Kesse, pressata però da parte della Record con Kaim che guadagna anche la rimessa. Sidorenko sul pallone chiama la distanza su Kesse, al centro come al solito della difesa c'è Schulte. Lengerstoff in prima linea, pallone scodellato dalla destra, la conclusione piuttosto velleitaria però da parte della Record. Rientra in posizione Cish che ha appena calciato. Howling in avanti con il lancio controllato però da Sidorenko, torna nell'azione di disturbo Sandra Blanche, il possesso però sempre della Record, prolungano il pallone per la neoentrata Trach, finisce fuori la sfera che verrà recuperata da Schulte. Ricordiamo le tedesche sono subentrate per ultime nella competizione, sono arrivate anche come ultima squadra, rifinitura nel giorno in cui si giocava la prima gara ufficiale. Ieri l'esordio, una sconfitta per 3-1 contro il TFSE che nella prima aveva pareggiato proprio con la Record 0-0, intanto Kesse che allontana Sidorenko con maniere un po' forti proprio di fronte all'arbitro, prende spazio in avanti Sandra Blanche. Kesse, Schulte, si fa vedere Lengerstoff, il pallone intercettato da Kaim, fa buona guardia poi Schulte. Howling rientra tra i pali, molto utilizzata quando c'è una rimessa laterale. Di prima Schulte per Kesse che prova subito il dribbling su Sidorenko, ma è finito il campo. Sidorenko con il pallone sotto il braccio per la rimessa, appostata lì davanti Blanche, scorre la sfera per Isabel Trach, il numero di Cish sulla destra e l'anticipo da parte di Kesse che ora prova ad andarsene da sola contro due. Blanche che manca ancora la numero 21, si è distesa in avanti Schulte. Kesse in profondità con il mancino e con un errore di impostazione, chiede scusa alla 21. Trascorsi 4 minuti e 08, risultato che dice Record 1 Münster 0. La rete iniziale dopo appena 24 secondi è stata di Uras. In avanti ancora Majesca, il controllo con la testa da parte di Jabes, pallone prolungato in avanti e intercettato da Trach, continua l'azione Rozmiarek ma non riesce a tenere in campo il pallone. Altri cambi per mister Samuel Jani accompagnato da Jakub Pieka, vice allenatore della formazione. Rimessa in gioco e tornata in campo Uras. Shevchuk salta di netto la diretta marcatrice, in questo caso Markfort, poi il pallone per Boitogne. Uras, Shevchuk contro Yasmin Jabes, la corsa di Shevchuk che vince anche il secondo rimpallo, poi proprio sulla linea di fondo rimette in mezzo ma trova soltanto Howling ad impostare Markfort. Il taglio di Rozmiarek, non scende nessuno sulla destra, lo stava facendo con un attimo di ritardo Jabes. Rimessa ancora del Record con Shevchuk sul pallone, lo chiama e lo riceve Boitogne. Uras prova l'imbucata, il pallone che rimane lì, poi Majesca allontana, ancora Rozmiarek, incastonata all'incrocio questa perla, quella del pareggio del Münster. Dopo 4 minuti e 59 è tutto di nuovo in parità. Con la maglia numero 22 il pivot delle tedesche. Da un incrocio all'altro, quello centrato da Uras, e ora la risposta di Rozmiarek che ha approfittato di un'indecisione da parte di Majesca, era una respinta troppo corta, pallone ghiottissimo per la giocatrice che ha preso la mira e ha colpito indisturbata.
In avanti Majesca, va a saltare Boiton, non trova però l'impatto con la sfera. Ora Howling in avanti lungo a cercare il movimento di Blanche dalla parte opposta, l'altro numero 5 Boiton. Ora Uras, il pallone è uscito però da quelle parti, soltanto Lengastoff che può rimettere in gioco per il Münster, che ha appena trovato il gol dell'1-1. Va Lengastoff che lascia però a Schulte con il mancino. Majesca poi va, pallone che non sfila troppo distante dalla porta. Howling, la rimessa in gioco dopo 5:25. Anticipo ancora una volta da parte di Blanche che cercava di rimettere indietro per Lengastoff in maniera imprecisa. Uras alla rimessa, gira il pallone Boiton, Shevchuk, pressione da parte di Kesse, dai e vai, cercato con Uras in velocità, ancora Shevchuk, pallone che è uscito. Rimessa di fronte alla panchina del Münster allenato da Olering. Kesse, inquadrata a Boiton che ha preso in consegna Sandra Blanche. Kesse chiama movimento Schulte, ferma tutto Shevchuk. Ora si batte di fronte alla linea della metacampo. Eccola qui la piccola Shevchuk, 9 dicembre, 16 anni appena compiuti. In entrambe le partite era titolare. Grande fiducia da parte dell'allenatore, tutta meritata. Intanto Fall che va a gestire questo pallone all'indietro, ancora per Uras, imbucata per Boiton, gira bene per Shevchuk, la sterzata su Kesse, ancora Boiton in azione su Kesse, superata ma con il pallone che è andato oltre la linea laterale, quindi dopo 6 minuti altra rimessa per il Münster. Qui l'inquadratura è per Maya Fall, 12 gol in 10 partite di campionato, 8 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Intanto in avanti Schulte, un po' alla cieca, era rimasta centrale Lengastoff. Schulte contro Fall, una bella differenza di centimetri, altissima Schulte, meno slanciata Fall, brevilinea. Intanto Lengastoff in avanti ancora per il movimento di Blanche, ma c'è l'anticipo, cade a terra Fall, nulla, si continua a giocare. Ora il colpo sulla caviglia di Blanche, vantaggio quindi la conclusione di Schulte, la parata di Majesca, poi allontana Fall il pallone, un po' arrabbiata perché voleva un fallo. Viene intanto assegnato il fallo commesso in precedenza su Blanche, un pestone sulla caviglia che non sfugge al direttore di gara. Lengastoff in mezzo, Kesse all'indietro per Schulte, pressione ancora di Fall in collaborazione con Uras che ora va sulla destra, ancora Uras in mezzo per Fall che arriva al contropiede, incredibile errore in attacco da parte del Record, scuote la testa l'allenatore, il recupero è stato di Uras che era scappata sulla destra, poi il pallone in mezzo ottimo per Fall che è arrivata però con il piede sbagliato. Alla conclusione Schulte in avanti, Kesse con la testa all'indietro e direttamente in fallo laterale, altra serie di cambi per Samuel Jania. Un po' sconsolata Fall, si siede in panchina a testa bassa, consapevole di aver divorato un gol già fatto. Majesca a destra da Sidorenko, la conclusione con il destro, Schulte allontana ancora dalle retrovie, di nuovo Caim alla ribattuta. All'indietro il numero 91 Carolina Cish, poi Sidorenko mette giù Trach a destra, Sidorenko per Cish, sale Schulte, Trach si fa vedere a sinistra Caim, Sidorenko gira palla al Record, Trach alza il pallone bene al centro, esce Howling sicura e coraggiosa perché aveva alzato la gamba nel tentativo di colpire la sfera. Trach con coraggio l'ha fatta sua invece Howling. Blanche in avanti per il movimento di Kufort appena rientrata, la copertura da parte della numero 16 Trach, pallone che scorre dalle parti di Howling, altri cambi anche per Olering. Markfort per Jabes al centro, sale Trach, imbucata corridoio per Rozmiarek che va a lottare con un fallo
su attenzione perché ha sbattuto sicuramente il viso Karolina Cish, agganciata da Rozmiarek nella corsa, braccio contro braccio, quello che le serviva per ripararsi dalla caduta. Di ferro la giocatrice si è rialzata, fortunatamente si tocca la tempia ma sembra poter proseguire, è stato un colpo duro. Tutto ok per Karolina Cish dopo il corpo a corpo con Rozmiarek. Va Markfort all'indietro per Jabes. Kufort, Markfort prolunga in parallela, pallone recuperato però bene da Sidorenko, anche trattenuta Sidorenko, la finta a sinistra con il mancino in mezzo, Jabes appostata prima di Kaim, riparte la numero 9 e libera a sinistra Rozmiarek, ignorata, si riparte allora da Kufort, porta il pallone in avanti, c'è Sidorenko lì, Jabes contro Kaim, le finte sulla sinistra, si accentra la numero 9, taglia il campo in orizzontale, l'ultimo tocco però è ancora del record con Karolina Cish. Markfort in avanti Rozmiarek, quella è la sua zona in area di rigore, autrice dell'1-1. Jabes, la conclusione sul secondo palo, allontana bene Majewska questa volta, attaccata a Markfort, deve liberarsi del pallone e lì Cish non la lascia, Howling in avanti con il piattone, Sidorenko in anticipo prima di Markfort che riesce comunque a calciare, la ferma lì Majewska, Sidorenko, Cish molto alto adesso il Münster con calma Kaim da Cish, la pressione di Rozmiarek, anticipo buono da parte di Kufort, poi pallone al centro, Sidorenko se ne deve liberare, si distende alla fine in tuffo Majewska. Un po' tutto fermo dalle parti di Trach che ora va a cercare Uras, buono però il tentativo di interdizione da parte di Kufort che va anche a recuperare il possesso. Jabes in campo ed è lei la più arretrata insieme naturalmente ad Howling, pallone lasciato per la numero 9 sul secondo palo, l'anticipo di Uras, di nuovo Jabes dopo il rimpallo, ora sì Howling con i piedi, centrale, buono il corridoio per Kufort che prova a girarsi, recupera ancora Trach, Kufort si gira di nuovo, trova Kaim, pallone debole, rimane lì, Kaim l'allontana con un po' di fretta, una fase un po' confusa, a terra c'è Uras che si tocca il gomito, rientra Boatoni al posto di Kaim, mentre va a battere la rimessa Markfort. Per Jabes, addosso a Sidorenko, Rozmiarek alimenta l'azione con il mancino, il pallone attraversa però tutta l'area senza alcun tocco. Uras, il taglio centrale di Boatogn, porta il pallone Majewska, poi scarica bene per Shevchuk che perde però la sfera, deve recuperarla, da quelle parti c'è Markfort, ancora Shevchuk contro due, il recupero di Markfort, ora Jabes contro Fall, cambia strada, va ancora da Markfort, dribbling su Shevchuk che la tiene comunque in marcatura, Kufort scambia ancora con Markfort, Shevchuk ci mette il piede, Fall su Jabes senza fallo, momento di difficoltà, pressione alta del record, ancora giro palla del Münster e poi arriva l'ultimo tocco che è proprio di Fall sul passaggio all'indietro di Kufort che ora va al cambio, al suo posto rientra Sandra Blanche, dentro anche Lengastov, quasi si ostacola con Jabes, in avanti Lengastov, tranquilla nella presa Majewska che ora va subito su Boatogn, filtra il pallone per Fall contro Lengastov, rientra anche Jabes che da terra Fall, non c'è nulla, si continua a giocare, allontana poi Jabes di fronte alla propria panchina, si è rialzata immediatamente Schulte, è entrata al cambio anche Kesse al posto proprio di Markfort. Shevchuk lascia il pallone e va in mezzo, Uras su Kesse che era molto vicino al punto di battuta ed è questo che sta dicendo Uras probabilmente al direttore di gara, ha intercettato Kesse. Schulte, Lengastov, il taglio di Kesse,
dalla parte opposta per Blanche, che non può controllare, però pallone che finisce sulla testa del cronometrista. Chiede scusa a Blanche. Shevchuk chiama ancora distanza su KS, questa volta sì, l'arbitro è d'accordo, la fa allontanare Shevchuk per Uras contro Lengastov. Porta il pallone, le finte, va con il mancino a tagliare il campo, fermata subito da Lengastov, ne sono 2 a terra, ferma subito il gioco Boitogne, anche il direttore di gara. Scontro e 2 giocatrici a terra che sono Fall e poi Uras. Uras ha preso tanti colpi anche nella prima partita, viene chiamato ora l'intervento di Giacomo Schiraldi. Si tocca la tibia Uras. 9:06 da giocare, 1-1, ricordiamo le marcature che sono state di Uras e di Rozmijarek. Ghiaccio sulla tibia di Uras che sembra potersi rialzare, non so continuare. Già pronto il cambio per lei. Entrerà al suo posto la numero 96 Alexandra Lizogne, che va a prendere posto sulla destra. Boitogne per Shevchuk, in avanti per Fall, c'è soltanto Schulte però da quelle parti, inciampa Fall, qualche problema di equilibrio in questa prima parte. Schulte, Kesse dalla parte opposta da Lengastov, ancora Schulte di prima, con troppa forza controlla Majewska. Lizogne lì vicino, anche Shevchuk servita, in avanti per Fall, anticipo di Schulte. Blanche a destra Kesse, si riparte dal basso con Lengastov, sempre molto elegante. Schulte, Shevchuk a disturbarla, ora Fall in recupero su Kesse che prova a difendere il pallone con il fisico, guadagna la rimessa Fall, poi occhiataccia a Kesse, anche l'arbitro si è accorto che c'era una trattenuta e va a richiamarla immediatamente. Shevchuk, a distanza di nuovo Kesse, in area di rigore Lizogne, Shevchuk in mezzo, Lengastov che allontana. Altra rimessa, questa volta va a Boitogne, in mezzo c'è sempre Lizogne. Boitogne lascia a Fall, tiro cross in mezzo, respinge Howling, il pallone che rimane lì. Kesse taglia al centro di Lengastov, Kesse inseguita da Lizogne. Schulte prova a saltare Shevchuk che riesce a recuperare il pallone, non secondo il direttore di gara che assegna invece la rimessa al Münster. Non è d'accordissimo la numero 14 che torna comunque in posizione. Kesse per Schulte, ancora contro Shevchuk, alza il pallone per Kesse contro Lizogne che guadagna la rimessa questa volta, numero 96. 8:03 al termine del primo tempo, 1-1. Fall per Shevchuk, molto forte il passaggio, non può controllare la numero 14, altra girandola di cambi sulla panchina delle bianconere del Münster. Rientra Rozmijarek, autrice dell'1-1, il pallone è proprio per lei, servizio lungo di Howling, va a saltare però Boitogne, poi da quelle parti ancora Rozmijarek che difende il pallone dall'uscita e Kufort che può rimetterlo in gioco. Jabes arretrata, lasciato ancora il pallone, solito schema del Münster con il mancino sul primo palo. Majewska allontana. Entrambe le squadre usano questo tipo di schema, lasciando la rimessa alla seconda che arriva, qualcuno che va a tagliare sul secondo palo, in questo caso il pallone non ci arriva per l'intervento di Majewska. Kufort in mezzo, tocca Rozmijarek, tocca anche Boitogne da quelle parti, quindi altro calcio d'angolo, se ne incarica Markfort. Chiama lo schema, si avvicina Jabes, pallone scodellato al volo, alla conclusione da parte di Kufort. Ha dato potenza per la mira, deve però riprovarci Caim, le sfugge il controllo del pallone. Howling
per Jabes, lì vicino non taglia Markfort, allora Jabes in avanti da Rozmiarek, salta alle sue spalle Lizogno, il tocco di Shevchuk dalla parte opposta, cercava Trac, c'è soltanto la rimessa, mentre il pallone era già uscito, quindi al cambio Shevchuk. Sta per entrare anche Sidorenko, Trac, Lizogno, ancora Trac per Kaim che viene incontro, salta Jabes, non riesce però a superare Rozmiarek che gira in avanti quasi alla cieca. Kaim pressata ancora da Rozmiarek, Trac, controllo impreciso, riesce comunque a servire per Kaim, rimpallo su Rozmiarek e rimessa ancora del record. In avanti Lizogno, anticipo secco da parte di Jabes, arriva ancora Lizogno, vince il contrasto Jabes, non quello su Buaton, su Trac, scusate, che cerca di andarsene in serpentina. Jabes, Markfort servita da Kufort che chiede il pallone di ritorno, perde l'attimo giusto Markfort, all'indietro con l'esterno, Rozmiarek in avanti, pallone alzato, prova l'aggancio al volo, poi una conclusione, ma il pallone era uscito. 6:40. Record maschile che ha fatto l'Elite Round, ha partecipato all'Elite Round di Champions. Arriva quasi sempre tra le prime 16 d'Europa. Allenatore spagnolo, tanti nazionali. E ora la formazione femminile che cerca di farsi valere nella Futsal Women European Champions. Majewska in avanti, di prima aveva cercato Kaim, arriva comunque in un secondo momento sul pallone. Sidorenko, pallone in mezzo, Jabes va a riconquistarlo, il disturbo però da parte del numero 91 Cish. Pallone pulito all'indietro per Majewska, a sinistra solo Trac, a destra ancora Cish, la conclusione con il destro, la puntata, Howling, la risposta in spaccata. In azione ancora il record, Sidorenko prova ad evitare Schulte, la conclusione fermata però, poi Trac, ancora a destra, scambio con Cish, Trac, Sidorenko gira bene palla, ora il record, Kaim recupera bene però Markfort che va in dribbling su Sidorenko, chiusa da due, ancora Markfort che lotta all'angolino, la palla alla fine è di Majewska, si lamenta un po' con l'arbitro, il numero 10 Markfort. In avanti il pallone recuperato per prima da Jabes, prova a girarsi subito Blanche, la risposta tranquilla di Majewska, troppo centrale il tiro per impensierirla. Sidorenko in pressione, Markfort che mette le lunghe leve e guadagna la rimessa, se la prende un po' Jagna, si va a sedere ora Markfort, ecco di nuovo in campo Lengasov e Kesse. Blanche, Sidorenko lì davanti, movimento di Lengasov e Kesse, pallone un po' timido per Schulte, ancora Blanche per Schulte di nuovo, anticipo però netto da parte di Cish, pallone sotto i piedi di Mr. Ollering. Blanche, 5:14 al termine, 1-1 inquadrata Sidorenko. Howling con il mancino, deve inseguire il pallone, poi lo butta in avanti, regalato al record. Si scalda intanto Mac per il Münster, che è la più giovane tra le convocate per questa competizione che andrà avanti fino al 21, quindi fino a domani. Il Palaflorio intanto senza troppa convinzione questa rimessa di fallo direttamente sul fondo, potrà rimettere in gioco quindi Howling. Di vicino a Lengasov, parte a 3 il Münster, il lancio però in avanti per Blanche, il controllo da parte di Sidorenko che scambia con Cish in velocità, triangolazione che non si chiude. Lengasov chiamato un altro schema, contromovimento di Kesse a sinistra per staccarsi dalla marcatura di Fall, che arriva di nuovo in pressione, mette il piede, scivola Kesse, poi interviene Howling, mentre fa il suo primo ingresso in campo Maja Rembisch. Qualche problema per Kesse che prima è scivolata sull'attacco di Fall, che va a chiedere scusa al 5, l'avversaria
4,50, si è accomodato in panchina in questo momento Trach. Dentro dunque Maja Rembiš. Ora in azione la numero 18. Movimento di Cish per Sidorenko, c'è un tocco con Kesse che è a terra Sidorenko, ma è tutto regolare. L'arbitro era molto vicino. Howling. Blanche che deve vedersela ancora con Rembiš. Poi il rimpallo su Cish. L'ultimo tocco è stato ancora di Lengastov. Cish la rimessa, corto per fall, anticipo netto da parte di Schulte. In zona d'attacco ancora il record con Cish che chiama il movimento di Sidorenko. Alle spalle della difesa, fall con il mancino sul secondo palo, prolunga con il tacco Sidorenko, esce bene Schulte e guadagna anche la rimessa. Lengastov. 4,27. Esce Howling dai pali e sul cerchio di centrocampo, pallone buono per Lengastov, sale fall. Ora Blanche che prova ad andarsene a Rembiš, chiusa però sul corridoio. Le indicazioni da parte di Samuel Jania. Blanche lascia ancora Schulte, conclusione su Sidorenko che ora prova a lanciarsi in avanti, chiusura di Lengastov. Pallone sul fondo e rimessa in gioco per Majeska. Natalia Majeska. Ševčuk. Rembiš di prima in avanti, quasi buono per Sidorenko. C'è però Schulte da quelle parti che sporca tantissimi palloni. Lo ha fatto anche ieri contro il TFSE. Al cambio rientrano Boatogni e Uras. Suo il gol dopo 24 secondi, impattato però da Rozmijarek. In avanti ancora Uras per fall che deve girarsi su Schulte, ci riesce la conclusione sull'esterno della rete. Sul primo palo era ben appostata comunque Howling. Va in avanti Rozmijarek appena rientrata, difesa sempre affidata a Jabes. Sulle fasce ci sono Kufort e Markfort. Howling in avanti, Rozmijarek che deve inseguire, lascia scorrere Boatogni dando un'occhiata alle sue spalle. Rinuncia alla corsa la numero 22 Majeska. Ševčuk, pressione di Markfort, ancora Ševčuk trova un buon passaggio per fall, c'è anche una spinta su di lei. Terzo fallo commesso dal Münster, uno soltanto dal record. Sistemato il pallone nella giusta posizione in cui è stato commesso il fallo, l'arbitro indica il fischietto. Intanto va a distanza Rozmijarek, in area di rigore soltanto Ševčuk. Movimento a destra di Uras che prende profondità, va fall, la rincorsa alla conclusione direttamente su Rozmijarek. Ora esce dal traffico Jabes, fermata però di nuovo da Boatogni in servizio in mezzo per Uras che va a calciare, disturbata all'ultimo secondo proprio da Kufort. Con il mancino è riuscita a dare potenza, il taglio centrale da parte di Markfort che ne salta due, fall, protegge l'uscita di Majeska. Con il mancino ha provato a girarla subito per Ševčuk, se la prende un po' fall, che aveva fatto tutto bene lasciando al portiere i tempi di uscita. 3,30. Markfort, pallone lasciato ancora per Jabes, poi servito per Rozmijarek, troppo forte, non controlla la 22. Majeska a destra per fall che salta Jabes, torna su di lei la numero 9, ancora il gioco di gambe da parte di fall che ne ha due addosso. L'ultima chiusura è quella di Markfort, efficace nel raddoppio difensivo. Ora Uras che va a recuperare il pallone. Partenza 3 per il record, schierato in linea, mentre Uras va a battere la rimessa, rimane soltanto Fala, arretrata la conclusione. Howling la vede all'ultimo momento ma riesce comunque ad intervenire. All'indietro Fall, preferisce ricominciare da Majeska, porta il pallone un po' in avanti, non va in pressione per il momento Markfort. Uras, il tocco da parte di Kufort, stavolta con un fallo, ed è il quarto commesso dalle tedesche. Ancora 3-0-6, ricordiamo dopo il quinto fallo qualsiasi fallo cumulativo porta al tiro libero, quindi al tiro dai 10 metri. Uras, fall sul vertice, soltanto Kufort in barriera con il mancino. Uras, soltanto una finta
Buatogni per Fall, prova a rimettere di prima in mezzo, Jabes però ha capito tutto, Fall ancora per Uras con il solito mancino, si allarga, attaccata da Jabes, il recupero di Markfort, il pallone che rimbalza sulle gambe di Shevchuk. Soliti 4 cambi per Olering, Kesse per Auling, sguardo in avanti, pallone molto largo per Blanche che non può raggiungerlo, torna allora in difesa il numero 6 Schulte. Da quelle parti sta arrivando anche Caim per il record 2,50. Uras deve rimettere in gioco, più tardi torneranno in campo le leonesse del Bitonto che sono a pari merito con l'Os Lusitanos, squadra dei Paesi Bassi. 5-1 ieri la vittoria, intanto Shevchuk, azione fermata però da Schulte, riparte 2 contro 2, Schulte prova la conclusione, Majesca sicura, Uras contro Blanche, le finte, va a sfidarla, la salta, deve però allargarsi, poi Shevchuk rientra verso il centro, allarga per il movimento di Uras, ancora da Caim che cerca spazio in area, chiude tutto Auling. Era stata saltata Schulte, uno dei rari errori commessi dal capitano quest'oggi, sempre molto attento e puntuale in fase difensiva. Questa volta si è fatta beffare dal dribbling di Caim, respinge Schulte, in mezzo era andata proprio Caim alle sue spalle. Ultimi 2 minuti e 16 del primo tempo, Shevchuk ancora alla rimessa, si avvicina Caim che sia da quelle parti con il mancino, Uras, la conclusione non troppo lontana dall'incrocio dei pali. Qualcosa da rivedere su questo calcio d'angolo secondo mister Olering, che ha dato indicazioni a Kesse in particolare. Auling, movimento di Blanche che vuole disorientare Buatogne in fase difensiva, Kesse su di lei Shevchuk, in avanti Schulte, va a saltare però Buatogne, ora Uras che deve girarsi, trova però Lengastov, la salta, ancora la percussione di Uras che si allarga con il mancino, parata di Auling, azione personale di Uras che voleva anche il raddoppio personale su infatti il primo gol dopo 24 secondi, ora se n'è andata bene via sulla sinistra. Non ha incontrato ostacoli la corsa della numero 3 che controlla, prende la mira, adesso trova sì l'ostacolo che è Lengastov, si gira ancora Uras, sempre con il mancino, va ad incrociare Schulte prima di tutti, poi con la testa Lengastov scambia bene con Schulte, in avanti, sbaglia soltanto quest'ultimo passaggio, pallone fuori, 1,41. Shevchuk per Buatogne, Sidorenko scambia ancora con Shevchuk, ha capito tutto Kesse, riparte, si è allargata Blanche sul secondo palo, pallone arretrato per Lengastov che era andata a chiudere sul portiere, su Majesca. Caim, dove c'è Schulte, quindi nella sua zona d'attacco, respinge il pallone in avanti, il record, azione però velleitaria. E c'è il time out, il primo di questo primo tempo chiamato dal Muster con Olering. Un minuto e 24 all'intervallo, 1-1 con le reti di
Uras dopo 24 secondi e Rozmiarek dopo 5 minuti. Ora in attacco c'è il Münster che ha chiamato il break con Olering, intanto Schulte sul fondo, pallone buono per Blanca, all'indietro ancora per Schulte con il destro, ferma tutto però Sidorenko, di nuovo in azione e Schulte preferisce ricominciare con calma dall'Engastov. In avanti il recupero di Cish, poi aggancia il pallone Caim, servito all'indietro per Trac, chiamata in causa anche Majewska. Prova a prendere un po' di metri, scarica di nuovo per Trac, in avanti, pallone letto bene da Schulte che va a lottare anche su Cish. Blanca alle sue spalle rientra Cish, va a chiudere poi sulla diagonale per Schulte e allontana perché si stava avventando sul pallone. Ancora il Münster, in particolare con Sandra Blanche. Schulte la rimessa in mezzo per Blanche, il pallone però era in movimento, c'è il controfallo dopo 48 secondi dal termine del primo tempo. Trac a destra, tanto spazio, se lo va a prendere tutto Cish, poi la conclusione affrettata. Schulte, Majewska può intervenire, avanza come al solito, poi lo scarico buono per Trac, attaccata da Blanche e anche da Markfort. Prolunga bene per Blanche, possibile 2 contro 1, dall'altra parte c'è infatti Kufort, la conclusione di Blanche. Nulla di fatto, 23 secondi ora all'intervallo. Inquadrata Sandra Blanche, Majewska avanti per Caim contro Jabes, arriva anche Kufort, pallone recuperato dal Münster. In avanti dopo un lungo riscaldamento è entrata Mac, la più piccolina nella lista delle tedesche. Buono il dribbling da parte di Markfort, ora a sinistra ancora per Jabes che ha di fronte a sé Sidorenko, si fa vedere Markfort. Jabes continuano le sue finte, è arrivata fino al limite dell'area di rigore, all'indietro per Markfort, Kufort ed è finito il tempo, quindi adesso ci sarà una breve pausa anche per noi. Vi ricordo il risultato: Münster 1, Record 1, le reti nei primi 5 minuti di gioco con Uras e poi Rozmiarek. A tra pochissimo per la ripresa.
Secondo tempo della gara tra Münster e Record, tutto sul perfetto equilibrio, 1-1, da una parte la rete di Uras, dall'altra quella di Rozmiarek, il primo tocco che sarà delle tedesche questa volta, abbracciatissima intanto dalle compagne, la numero 1 Katrin Klimas in porta per il Münster, che ha preso il posto di Sara Auling. Debutto per lei, l'hanno incoraggiata tutte stringendosi in un abbraccio. Intanto Uras non è a distanza Kesse, non è la prima volta, la richiama ancora il direttore di gara, inizia a contare poi Uras per Boitogne, in avanti Shevchuk ancora per Uras che si gira bene su Kesse, prolunga però la numero 21 per Schulte che butta fuori. 21 secondi trascorsi, i gol nel primo tempo sono arrivati nei primi 5 minuti di gioco. Vediamo se seguirà lo stesso copione anche la ripresa. Intanto Uras per Fall, la conclusione con il destro è arrivata al momento giusto. Schulte ha messo il corpo, soltanto calcio d'angolo concesso. Le indicazioni da parte di Klimas, che ora deve prendere confidenza con il parquet del Palaflorio. Uras, calcio d'angolo, a tutti in mezzo, respinge ancora Schulte, prolunga Blanche. Fall, claudicante, va in panchina, al suo posto subito Caim, si avvicina il medico, la numero 10, dopo 30 secondi ha chiesto il cambio. Shevchuk contro Lengasov, la conclusione larga da parte della numero 14. Rimessa per il Münster, si stacca subito dei pali Klimas, così come faceva la compagna di reparto Auling. Blanche per Schulte, ancora Schulte a destra per Klimas, aggancia, va a calciare addirittura, rimessa però da parte di Majesca che va a puntare verso la porta. Largo il tentativo con il collo del piede, non è la prima volta che ci prova, anche se non in questa partita, l'aveva fatto anche in quella di esordio Majesca. Klimas in avanti, con la testa a respingere indietro Boitogne. Kesse, il corridoio cercato per Lengasov, che era però rientrata in posizione. Uras avanti per Caim, completamente sbagliato però il passaggio. Lengasov lascia per Schulte, poi decide di andare lei perché Schulte era lontana, allarga ora per Kesse, prova ad andarsene su Shevchuk che ci mette il corpo, poi la spinta da parte di Kesse che prende un cartellino giallo sacrosanto, è andato a finire contro l'arbitro e poi contro i cartelloni pubblicitari. Kesse che ora chiede scusa a Shevchuk, quindi unica ammonita di questa partita dopo 1 minuto e 13 secondi. Calcio di punizione per il Münster con Shevchuk che ha subito il fallo sul pallone. Allarga per Uras, ma è tutto da ripetere perché l'arbitro non ha fischiato. Shevchuk di nuovo in avanti, questa volta per Fall che è rientrata, nessun problema quindi alla caviglia, almeno sembra aver risolto. Prova a girarsi su Schulte, subito chiusa però, lascia il pallone di nuovo a Shevchuk. All'indietro va via Shevchuk, interviene ora Uras sul secondo palo, controfallo concesso, rimessa non eseguita in maniera corretta. Cambi per mister Ollering, rientra Markfort, anche Kufort, Jabes subito in avanti a cercare il movimento del pivot, salta Uras di netto, Markfort va fino in fondo, troppo in fondo però perché è finito il campo, mentre riprende posto in avanti Mac, lanciata nella mischia, la più piccolina delle tedesche. Kufort, Markfort in dribbling su Shevchuk, gira poi in avanti ancora a cercare Mac, nulla di fatto, trascorsi quasi 2 minuti. Shevchuk, Boitogne che ha qualcosa da dire ad Uras, consigli tattici tra le compagne
della squadra polacca. In avanti la copertura da parte di Markford, che fa un buon lavoro di difesa del pallone su Shevchuk. Allarga poi per Kufort, che scende a prendere il pallone, recupera l'altro numero 14 Shevchuk. C'è anche il tocco da parte di Markford, che poi si arrabbia tantissimo perché voleva la rimessa. 3-0-4 andati via nel corso della ripresa. Più tardi l'attesissima ultima partita del Bitonto per quanto riguarda la fase a gironi, mentre sta seguendo con attenzione la sfida anche il TFSE, che deve praticamente tifare per il Münster per avere il primato e quindi l'accesso alla finale, quella più importante naturalmente. Majesca per Shevchuk, che prende campo, ancora Shevchuk, la conclusione fermata bene da Jabes prima di Klimas. Shevchuk, piazzate lì vicino Falle e Boatoni che invertono le posizioni, spazio per Uras, vola benissimo Klimas all'incrocio, un'ovazione dalla panchina, tanti incoraggiamenti per lei. Altri cambi ora per Samuel Jania. Per questo corner, occhiata alla panchina, c'è uno schema combinato provato in allenamento, ha scelto un quartetto specifico, inizia a contare però il direttore di gara, troppo tempo. Sidorenko all'indietro per Cish, la conclusione fermata bene da Markford. Si guarda alle spalle Cish perché stava arrivando proprio Markford. Majesca in avanti, è sola Sidorenko con la testa, ottima la risposta di Klimas in due tempi. Buon avvio di partita da parte del Münster che sta trovando, scusate, del Record che sta trovando però le risposte di Klimas. In dribbling Jabes per Kufort, Markford se ne va centralmente, supera bene Cish, chiusa da Caim e poi la respinta in avanti tra le braccia di Klimas. Jabes contro Sidorenko che le dà fastidio, allarga allora per la solita Markford che ha giocato tanti palloni, cerca di rimettere in mezzo Mac, va Markford alla conclusione, presa sicura ancora una volta per Jabes. Sidorenko contro Mac che la chiude in fallo laterale tra gli applausi della propria panchina, e ora di fronte a quella nella squadra del Record va a battere la rimessa Kufort, lasciata come al solito per Jabes, in mezzo sul secondo palo per Mac che era andata a saltare di testa insieme a Rembish. Majesca proprio per Rembish, sale Mac, Rembish allarga allora per Sidorenko, l'ultimo tocco è di Kufort. Sidorenko in avanti Caim, Rembish deve inseguire il pallone, il dribbling tentato, non si fa saltare però Markford, poi Mac rimette in mezzo, cade sui cartelloni, deve rientrare in posizione, ha perso anche un parastinco. Ora Rembish dalla parte opposta, in avanti Caim, poi la chiusura di Jabes che permette alle sue di risistemarsi in posizione difensiva. Caim a dare fastidio a Klimas in area di rigore. Cish lascia ancora per Rembish, tocco troppo timido, comunque il controfallo e i cambi effettuati dalla panchina del Münster che rimanda Blanche, Kesse, Schulte e Lengastoff, praticamente il quintetto iniziale, quello più affidabile secondo Mr. Ollering. 4 minuti 02, Lengastoff sul pallone, Schulte, Lengastoff in mezzo di prima, l'aggancio da parte del Record con Rembish in dribbling, poi Sidorenko, ancora Sidorenko all'indietro per Majesca, avanti per Rembish, sembrava buono il servizio, invece recupera direttamente Klimas. Kesse, unica ammonita di questa gara. Lengastoff in avanti, ancora a cercare Blanche, fa buona guardia questa volta Cish e poi Majesca, già ripartita da Rembish, in mezzo per Caim, pallone letto bene però da Schulte che prova con la punta, fermata, rimpallo, pallone dalle parti di Kesse che può battere la rimessa laterale, chiama lo schema guardando Blanche che è in area di rigore, marcata da Rembish.
Kesse che lascia per Lengastoff in mezzo proprio per Blanche, anticipata però da Rembish. Va a lottare Lengastoff contro Caim e c'è il fallo commesso però dal Münster, il primo delle tedesche, che pareggiano così il conto dei falli del record. Rientra Shevchuk, al suo fianco anche Boitogni, che andrà a battere il calcio di punizione. Sidorenko sulla linea di centrocampo contro Kesse a cercare fall, troppo largo. Si spiegano le due dopo l'incomprensione. Schulte allarga tutto per Lengastoff, va a chiudere la fascia Shevchuk con la spalla, mette in fallo laterale Lengastoff. C'è la distanza, si può battere, dice l'arbitro. Interviene Klimas, esce su di lei Shevchuk. Klimas che la butta in avanti, pallone recuperato dal record. Al cambio Sidorenko, entra al suo posto Uras. Deve fare qualcosa di più la formazione del record se vuole raggiungere il primato nel girone. L'unica certa della propria posizione in questo momento è la formazione del Nantes, quinta. Giocherà la finale tra quinto e sesto posto domani, quindi quella delle 11, poi le altre due partite saranno alle 15 e alle 18, mentre c'è una spinta tra Fall e Schulte. L'arbitro richiama entrambe. No more, l'abbiamo sentito fin qui, non accetta più scintille il direttore di gara. Ultimo avvertimento per Fall e per Schulte. Uras si fa vedere Fall, scelta all'indietro però Boitogni. Shevchuk contro Lengastoff, dall'altra parte per Fall, controlla con il mancino, finta e ricomincia da capo da Boitogni. Uras per Shevchuk, pallone però è già uscito. Ha iniziato di nuovo il riscaldamento Isabella Tracz. In piedi anche Sidorenko. Il gioco è riniziato, ma l'arbitro sta parlando con il cronometrista, qualcosa non torna. Ha richiamato anche il secondo arbitro intorno al tavolo. Ne approfitta per bere un po' Klimas, borraccia servita proprio dalla collega di reparto Auling. Ok, si può ricominciare. Era errato il conto dei falli, in realtà sono 2 quelli commessi dal Münster e 0 dal record. Lengastoff per Schulte, in avanti per Blanche che non può neanche saltare perché da quelle parti c'è Boitogni che la ostacola. Shevchuk per Fall, anticipo da parte di Schulte. Kesse si guarda attorno, è praticamente sola. C'è l'impressione Uras. Lengastoff, Schulte di prima dove c'è Blanche, fermata però dall'alto numero 5 Boitogni. 5:43 giocati. Chiama la sfera Lengastoff, l'anticipo netto da parte di Boitogni che va contro Klimas, alza il pallone troppo sul montante, occasione sciupata dalla formazione del record. Gli applausi da parte di Uras a Boitogni, ma poteva fare molto meglio di così, lanciata a rete nell'1 contro 1 con Klimas, agguanta il pallone Majesca, ricomincia da Shevchuk, sale in avanti Fall, si fa vedere ora tra le linee. A destra Uras che riceve, va a sfidare Schulte, movimento anche di Fall sulla stessa corsia, lascia spazio per Uras, la conclusione col mancino, molto bella, soprattutto nella preparazione al tiro, finisce però fuori il pallone. Altra grossa chance per il record che ora prova a spingere. Tornate in campo Markfort, Kufort, Jabes e poi Mac come terminale offensivo. Jabes gira per Markfort, attaccata da Shevchuk.
altissima. Markford ricorda un po' lo storico capitano della kick-off, Monica Hatz. Mentre ci sono tanti cambi ora per il record, rientrano Cish, Sidorenko, Trach e c'è anche un nuovo ingresso in campo per Lizon, che era entrata per qualche minuto nel primo tempo. Cercata la triangolazione, trovata con Cish, poi va in scivolata Markford e chiude tutto. Efficace l'intervento della numero 10, va a recuperare il pallone Lizon, 13-22. Si è staccata Trach per ricevere il pallone, ma sicuramente lascerà Lizon per la numero 16. Infatti è così, sul secondo palo era di spalle Lizon. Non sta dando frutti questo schema né da una parte né dall'altra, soltanto controfalli fino a questo momento. Jabez è uscita dai pali Klimas, Jabez in avanti per il tocco di testa di Markford che prolunga per Mac, che era andata però alle sue spalle. Lizon riceve il pallone dalle mani del suo allenatore Trach, pressione di Mac, prova ad andarsene in dribbling Trach, recupero di Kufort per Markford, attaccata da Cish. Jabez riparte da Klimas e libera Kufort servita, pressione alta da parte del record. Jabez contro Sidorenko, solite finte della numero 9 che chiama il movimento in avanti da parte di Mac, prolunga Markford, tiene vivo il pallone Jabez, fa un ottimo lavoro, chiedeva la rimessa a Sidorenko, si era quasi fermata. Ancora Kufort in avanti a cercare Mac con troppa forza, però questo passaggio in verticale. Tutto fermo ora sulla panchina del record, così come su quella del Münster. Majesca, lancio per Sidorenko che si è fermata, chiedeva il pallone dalla parte opposta, se la prende con la numero 48. Klimas in avanti, si stacca Mac, salta bene però Trach all'indietro, riesce a toccare in fallo laterale che verrà battuto da Kufort. Davanti a lei Cish, Sidorenko prende la marcatura di Jabez, una delle più brave nell'1 contro 1. Jabez in mezzo per Mac, pallone allontanato da Cish, poi Trach, sovrapposizione di Lizon premiata, recupera però bene Mac che riparte da Kufort. Markford, pressione ancora di Lizon, si è staccata per ricevere Jabez, sale su di lei Trach con l'esterno, accarezza il pallone Markford, scarica ancora per Kufort, sale alta la pressione di Cish e recupera il record. 4 cambi alla volta effettuati in questo momento a 11:54 dal termine. Alle 20 Bitonto contro Os Lusitanos. La città di Bari ha omaggiato le leonesse colorando di verde le fontane principali e sulla torre dell'orologio è comparsa la scritta di un anno fa, quando le leonesse erano impegnate a Burela, secondo posto soltanto ai rigori contro il Benfica. Markford attaccata da Shevchuk, si appoggia ora su Lengastov, stava arrivando da quelle parti Uras, allontana bene la numero 8. Rientrano Schulte e Kesse, anche Blanche. Shevchuk per Boatogne, Uras va Kesse su di lei, non la perde di vista, sale Lengastov su Boatogne. Uras tocca Kesse, recupera per il Münster, all'indietro da Schulte, a destra tanto spazio ora per la numero 21, è rientrata Uras in posizione. Schulte per Kesse, altro scambio, all'indietro da Klimas, va a correre su tutti Uras, lascia però tanto campo a Kesse che se lo va a prendere poi sul secondo palo per Blanche, in anticipo Boatogne. Klimas può salire con calma, nessuno va a darle pressione. A sinistra c'è Lengastov con il pallone sotto i piedi Klimas, a destra buono per Schulte che aggancia alla conclusione, fermata però da Fall con il corpo, mani ben attaccate per evitare qualsiasi calcio di punizione, anche perché era proprio al limite dell'area di rigore. 10:41, Lengastov recupera il pallone, va Schulte però a battere sul secondo palo, Fall allontana, occhiata alle sue spalle da parte di Kesse.
sale un po' il record con Fall e con Uras, mentre deve rimettere in gioco Kesse. Il taglio centrale di Schulte, scende Lengastoff, si passa prima da Klimas, in avanti per Schulte, in realtà è un passaggio per Majesca. Uras rientra in posizione Schulte, la velocità di Uras che se ne va a sinistra, mette in mezzo per Fall. Nuovo gol del record, sorpasso con Fall, si era vista poco fino a questo momento, ma la numero 10 realizza dopo 9 minuti e 38 secondi il sorpasso del record in campionato. 12 gol in 10 gare, adesso la prima rete della competizione. 9,38 inquadrata Maya Fall. Sotto di 1 il Münster. Lengastoff avanti per Blanche. Tanto merito del sorpasso del record anche per Uras, che è andata via sulla sinistra e ha messo in mezzo un ottimo pallone per Fall. Boatogne, Sidorenko avanti ancora per Fall, lascia rimbalzare, prova ad andare alla conclusione, ma c'è Schulte in opposizione, sempre Fall che si gira, arriva da quelle parti, però Lengastoff che ferma l'azione e va a caricare le sue, che devono recuperare la rete messa a segno da Maya Fall. Sidorenko per la numero 10 mette sul secondo palo, arriva in anticipo però Blanche. Ancora Sidorenko. Fall, respinge Klimas, poi la conclusione di Boatogne fermata da Lengastoff. Shevchuk lascia Fall, va in mezzo, esce Sidorenko per ricevere, pallone per lei, la girata con il mancino. Questa volta buona la combinazione, per la prima volta del primo tempo che provano con questo schema, quasi concretizzato in questa circostanza con la girata mancina di Sidorenko. Ora che a destra rientra velocemente Shevchuk. Majesca alla rimessa, non c'è quasi nessuno in campo, soltanto Cish. Ora arrivano anche Kaim, Lizogne ed è rimasta Sidorenko del vecchio quartetto. Klimas, sfugge il pallone a Kesse, può recuperare tranquillamente Lizogne. 10:32 andati via. Controfallo, l'ennesimo di questo match. Poca attenzione nella battuta dei falli laterali. Schulte, Kesse contro Lizogne, ne ha due addosso, vince il rimpallo Lizogne, ma torna Kesse. Bene Lengastoff in avanti per Blanche, che non può fermare però il pallone. 9:38 la rete di Fall. È tornato su il record Majesca, aggancia Schulte, molto stanca, ha giocato tanti minuti anche ieri. Rena avanti, controlla bene Cish, sempre Schulte su di lei. Mac al recupero, a destra sulla posizione di Kess che punta verso la porta, la conclusione Majesca sul primo palo. Calcio d'angolo per il Münster, rientrano Jabes e Markfort che si avvicinano al punto di battuta dove c'è Kufort, respinge tutti all'indietro Lizogne. Ancora Kufort, in area di rigore rimane Mac. Jabes in mezzo proprio per Mac, anticipo di Sidorenko. Occhio però perché l'azione continua con Markfort, respinta da parte di Kaim. Rimessa in gioco, avanza un po' anche Klimas. Jabes, Markfort, Jabes di nuovo contro Cish, prova ad andarsene Jabes, scarica poi dove c'è Kufort. Markfort attaccata da Lizogne, prova ad andarsene, ci riesce, poi la scivolata di Lizogne, il calcio d'angolo
che verrà battuto proprio da Markfort. Rimane sulla stessa corsia Kufort. All'indietro invece c'è Jabes che riceve in questo momento. Sale in pressione Cish, va a colpire lo stesso Jabes, sbaglia la traiettoria. 8-0-6 al termine. Majesca. Lizogn, il dribbling cercato su Markfort, la chiusura e Jabes che può rimettere in gioco. Per Kufort lì vicina, richiude lo spazio Cish, all'indietro allora da Klimas, pallone di ritorno per Kufort che finisce direttamente in fallo laterale. Lizogn. Poco fa il nuovo vantaggio del record, Münster 1, record 2. Sidorenko contro Markfort, corridoio buono in diagonale per Cish, di prima Caim, in mezzo insegue il pallone Lizogn. Sidorenko, Lizogn prova a prolungare, recupera Jabes, dall'altra parte c'è Mac, Jabes fa tutto da sola, palo, gol! Il nuovo pareggio del Münster. 12:30, Ollering va a dare il 5 a tutta la panchina, come a dire ve l'avevo detto, il cuore di Jabes alle telecamere. Tutto di nuovo in parità, 12:30 è la conclusione di Jabes dopo l'azione personale. 2-2 al Palaflorio di Bari. Al 12:30. Vediamo se ora il momento sarà positivo per il Münster, se proverà a spingere ancora. A terra c'è intanto Boiton. Vediamo se è rialzata Boiton. Accompagnata fuori poi la rimessa in gioco da parte di Jaber che gira per il tocco di Kufort che non va però a buon fine. Fall, controlla il pallone, attaccata da 2, cade a terra, fa continuare il direttore di gara. Mac, attaccata da Trach, Klimas, ancora per Markfort, viene incontro Jabes, c'è un fallo commesso da Uras, brutto fallo che infatti viene ammonita la giocatrice per questo intervento irregolare sulla giocatrice del Münster, che era un po' claudicante, rimane comunque in campo. Battuto il calcio di punizione da Lengastoff, in avanti Jabes per il tocco di prima cercato da Mac, va al cambio ora Jabes, rientra Schulte, capitano della formazione. Va a lottare Kesse, alla meglio però Shevchuk, e poi si guarda attorno, cerchiamo un appoggio, si lamenta un po' con le compagne. Quindi le ammonite sono Kesse da una parte e Uras dall'altra, mentre Fall va ancora in azione. C'è la risposta di Klimas che è entrata nel corso del secondo tempo, sta facendo molto bene, così come ha fatto nel primo la sua compagna Auling. Shevchuk per Uras con il mancino, altra parata da parte di Klimas, va a dare subito uno sguardo in avanti, poi sceglie Lengastoff, sale Shevchuk, di prima in avanti Schulte, Majesca recupera, avanza, palla al piede, corridoio, Schulte, la porta è vuota, Schulte da lontanissimo, Majesca stava comunque rientrando. Batte ora la rimessa dal fondo per Uras, autrice di un gol, ammonita insieme a Kesse poco fa. Klimas lascia scorrere, sarà rimessa per il Münster a 5:56 dal termine.
Kesse. Ricordiamo nello stesso girone nel TFSE a 4 punti, un pareggio proprio con il record. E poi la vittoria ieri. Intanto Ševčuk in area di rigore, c'è il tocco di Schulte, si lamenta tutta la panchina del record, continua a giocare Uras, pallone tra i piedi, era caduta a terra, poi va a dire ma come, non era rigore quello? Era stata agganciata a Ševčuk da parte di Schulte. Inquadrata Ševčuk, 16 anni, da lontanissimo la conclusione cercata da Trač, pallone che finisce fuori e c'è un tocco, dice l'arbitro, quindi sarà calcio d'angolo. Ševčuk alza, va a saltare a vuoto però Lengastov, poi fall sul secondo palo, stava arrivando il pallone per Ševčuk, è intervenuta però bene Blanche. Ševčuk, 5-27, taglio centrale di Trač, spazio per Uras, la conclusione, traversa scheggiata, c'è anche un tocco da parte di Klimas. Sì, no corner dice invece l'arbitro, non c'è nessun tocco, soltanto traversa scheggiata. Altra ottima occasione per Uras che con il suo mancino è sempre pericolosa, allarga un po' le braccia, numero 3 voleva il calcio d'angolo dopo la conclusione. In avanti Klimas, salta fallo, lo stop con il petto, in realtà però un passaggio all'indietro per Lengastov, avanza Schulte, sale Trač, Schulte a destra, Lengastov, pallone di ritorno per Schulte, interviene però Fall, può ripartire 3 contro 2, Fall, la finta, allarga poi per Uras con troppa forza con l'esterno, scelta sbagliata per la numero 10, entra l'altra numero 10 invece Markfort, anche Mac Kufort. Rimane solo Schulte del vecchio quintetto, che sarà presto sostituita dall'autrice del gol, che è Yasmin Yabes, quello del 2-2. Segue il pallone Kufort, può far altro che accettare però che la rimessa laterale sia del record, che va con Uras, 4,50. Pallone lasciato per Trač, in avanti a cercare di nuovo Uras, in realtà il pallone finisce direttamente in braccio ad Ollering. Con calma verso il punto di battuta Kufort, in mezzo Mac, al limite Markfort, Yabes in mezzo forte, palo, la respinta, poi va forte a calciare Markfort, interviene però Ševčuk che accarezza il pallone con la sola, salta Yabes, mette in mezzo dove c'è Uras, stava rientrando comunque Kufort, pallone arretrato, chance sprecata da una parte con il tiro di Markfort ribattuto e dall'altra però l'assist troppo arretrato per Uras. Yabes contro Ševčuk, scende Kufort, chiamata in causa Klimas, alza bene il pallone per Mac, non deve neanche intervenire però Trač perché c'è Majesca alle sue spalle. Uras di nuovo contro Kufort, prova ad andarsene Uras, mette il piede Mac, non riesce a sporcare il pallone. Ševčuk per Sidorenko, prolunga per Trač, poi trattenuta Sidorenko da Kufort, se la prende un po' la numero 13 polacca. Yabes, la corsa di Cish, impressione, l'anticipo di Trač, la porta è vuota, va a calciare Sidorenko, un altro sorpasso da parte del record, da lontanissimo, errore in fase di impostazione del Münster, ha colpito Sidorenko, Anna Sidorenko con il numero 13. A 3,51 dal termine cambia di nuovo il risultato, 16:09 giocati. Sidorenko, Yabes, è un botta e risposta continuo in questa gara. Yabes in mezzo per Mac, il servizio era stato di Kufort, a prendere posizione davanti Sidorenko, 2 Münster, 3 record, sbaglia completamente il servizio Rembiš,
Ci sarà un time out chiamato dal Münster al prossimo possesso. Markford, Cish su di lei, Jabes contro Sidorenko, allarga ancora per Markford, rimpallo su Cish, di nuovo Markford, Klimas, bene di prima per Yasmin Jabes, gira Markford per Jabes che si fa vedere centralmente, ancora le sue finte, poi Markford all'incrocio dei pali, pallone che fa la barba al palo. Da questa prospettiva abbiamo visto benissimo, girava la sfera vicina all'incrocio. Majewska, Rembiš, Uras, chiude tutto ancora una volta Kufort. 2,55. Uras scatta in avanti, lascia Rembiš, pallone lungo per Kaim che aggancia con il mancino solo per un attimo però. Ora Jabes mentre rientra Lengastov, pallone per Markford, Jabes, Kaim su di lei, Langstov in avanti, non insegue neanche il pallone Mek, Majewska, Uras, prova il dribbling sulla destra, chiusa però proprio di fronte alla panchina del Münster, chiamata alla distanza, può rimettere in gioco Uras. Si va a vedere in area di rigore Kaim, Rembiš, gira ancora per Uras, la pressione di Lengastov è efficace, come preannunciato c'è intanto il time out chiamato dal Münster, un minuto di pausa anche per noi. (2:22), già rientrato in campo il Münster che inserisce Kesse come portiere di movimento. Mentre si sistema la difesa del Record. Va Schulte, pressione di Fall, Jabes, Schulte, centrale, sposta il pallone, scaricato poi per Jabes. Altro scambio tra i due. Kesse, Jabes per Schulte. Sul secondo palo respinge però il pericolo Kaim, pallone che rimbalza dalle parti di Markford che lo difende. Schulte, un po' di spazio per lei, va a chiuderlo. Fall, la parata necessaria da parte di Majewska, aveva indirizzato bene con la punta il capitano. Kesse, in piedi Sidorenko, pronta a rientrare. Al cambio Markford, al suo posto Kufort. Schulte per Kufort, ancora Schulte, centrale, vediamo se ci riprova da lì, lo fa in questo momento, para però Majewska che poi prova a calciare, interviene anche Kufort. Rimessa per il Münster a 1:29 dal termine, mentre il Record è avanti di 1, vantaggio minimo creato dalla rete di Sidorenko al 16° minuto. Schulte avanza velocemente, ancora Schulte, la conclusione, Majewska in tuffo, altro intervento decisivo, impegnata 2 volte negli ultimi 30 secondi. Blanche, movimento di Kufort, intercetta però Uras, si alza tutta la panchina del Record per la rete di Uras. 4-2, festeggia urlando fortissimo verso il cielo. La cosa bella è che tutti si erano già alzati, sentivano che il gol era nell'aria, abbracciata dalle compagne. Uras
scava il divario, +2 a 1:12 dal termine. Risultanza con le braccia verso il cielo, mentre è arrivato il Bitonto al palazzetto. Schulte 1:08, 2 reti da recuperare per il Münster. La conclusione di Kufort fermata. Va a battere ancora la numero 14. Schulte ha creato sempre lei i pericoli con il portiere di movimento. Jabes, Schulte da lontanissimo con il destro, troppo facile per Majesca che va anche a calciare. Recupera Schulte che stava tornando in area di rigore, 50 secondi al termine. Schulte va a falla a mettere il piede, esce dal traffico Kesse, ancora Uras con la punta, ci ha provato di nuovo con il mancino, questa volta però la mira è imprecisa. Kesse, ultimi 34 secondi, avanza Jabes, va a disturbare ancora Fall. Schulte, Kufort, Jabes, allarga per Schulte, il controllo con il mancino, è scivolata Uras, torna sui 6 passi Schulte, poi Jabes, il mancino forte e finisce però fuori. 14 secondi ormai al cambio Klimas, esce Kesse. Ševčuk in avanti ancora per Fall, 10 secondi, prova a girarsi Fall, cade a terra, scuote la testa Schulte, non è d'accordo con il fallo concesso. Majesca in avanti con il tentativo, deve saltare Klimas, 2 secondi al termine, 4-2 per il record. Lancia in avanti di Klimas, Fall che interviene, la sirena, finisce così 4-2, rimane primo nel girone il TFSE, ma conquista la vittoria, il record, battendo 4-2 il Münster. 2 reti per Uras, dall'altra parte invece Rozmiarek e Jabes, l'altra rete delle polacche di Fall. Al centro delle formazioni è finita qui la prima partita della terza giornata, quella che conclude la fase a gironi. Tra poco alle 20, sempre sul canale YouTube della divisione calcio a 5, ci sarà la partita tra Bitonto e Os Lusitanos. Una bella partita a bracci per il capitano Schulte, una di quelle che si è spesa di più per la causa delle tedesche. Gli hanno tutte il 5, poi andranno ad accomodarsi negli spogliatoi, lasciando spazio nel prossimo match. Da domani tutte le finali, alle 11 quella tra quinto e sesto posto, alle 15 terzo e quarto, e poi alle 18 quella in cui ci auguriamo di vedere il Bitonto, quella per il primo e secondo posto. Noi vi lasciamo, chiudiamo il collegamento per quanto riguarda questa prima gara, ma voi rimanete qui. Grazie a tutti per averci seguiti, un saluto e buon proseguimento, ciao!